Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Fanno discutere le dichiarazioni che il figlio di Totò Riina ha reso durante una trasmissione online. Mio padre non c'entra nulla con l'omicidio del piccolo Di Matteo e con Capaci. Dà fuoco al suo appartamento durante un rito satanico. I vigili del fuoco di Catania trovano le pareti dipinte di rosso, un altare e statuette di demoni. Liti familiari per la proprietà di una villetta dietro l'omicidio del dipendente di una farmacia di Palermo. Resta in carcere il cognato, ma la difesa chiederà la scarcerazione per problemi di salute mentale. La Global Flottiglia è partita per Gaza da Portopalo. Gli attivisti non ci fermeremo più. Il leader della CGIL Landini a Catania, governo complice se non ferma Israele. Strisce pedonali solo con i semafori a chiamata sulla circonvallazione di Catania, dove si registrano troppi incidenti. I cittadini chiedono misure per garantire la sicurezza. Si è insediato il nuovo rettore dell'Università di Catania, Enrico Foti. Primo obiettivo, fare restare giovani in Sicilia. Calcio, stasera al Barbera si gioca a Palermo-Bari. Inzaghi vuole continuare a vincere. Ho una squadra carica e motivata. Calcio, domani pomeriggio il Catania affronta il Sorrento al Massimino. L'allenatore toscano perde anche d'ausilio e annuncia cambi nella formazione. Sfide in trasferta per Siracusa e Trapani. È polemica e fanno discutere le dichiarazioni che il figlio di Totò Riina ha reso durante una trasmissione online. Mio padre ha detto non c'entra nulla con l'omicidio del piccolo Di Matteo e con Capaci. Marco Gullà. Non ve lo vogliamo nemmeno fare ascoltare. Lui è il figlio di Totò Riina, il boss sanguinario che ha ucciso persone innocenti, contribuendo a infangare e danneggiare la nostra terra. Ebbene, Salvo Riina, in questa chiacchierata in una trasmissione su YouTube, ancora una volta non ha ammesso gli errori fatti dal padre. Ha trovato due morbide spalle nei conduttori ed è arrivato a dire anche questo. Mio padre non ha mai ordinato l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo. Giovanni Falcone, quando l'hanno ammazzato, non dava più fastidio alla mafia o a Totò Riina, ma ad altri dietro le quinte. Un elogio continuo verso il padre, con il placet dei cosiddetti conduttori, che supportano Salvo Riina, che, lo ricordiamo, anche a loro, ha collezionato alcune condanne, tra cui una per mafia. Riscrivere la storia è una cosa insopportabile. Mi dispiace che a questo gioco si presti un pezzo del sistema informativo che in qualche modo probabilmente alla ricerca di scoop non si rende conto che dare un megafono a gente che vuole cancellare la storia drammatica della Sicilia è un modo per offendere i siciliani. Chiederò un intervento immediato affinché questo video possa essere rimosso dai social, perché non si può beatificare un mostro e non si può ribaltare la storia. Salvo Riina, indisturbato, continua il suo processo di mistificazione dei fatti. Chi lo dovrebbe intervistare non fa nemmeno una domanda sul passato stragista di Totò Ucuitu. Si parla di altro. Riina viene idolatrato dal figlio, che lo definisce un uomo con la U maiuscola. Chiudiamo con queste immagini per ricordare ancora una volta chi era Totò Riina, cosa ha fatto. Le vogliamo fare vedere a chi ancora probabilmente non si è reso conto che a determinati personaggi non gli si deve permettere di avere voce. Rischia di far esplodere il suo appartamento durante un rito satanico. I vigili del fuoco trovano le pareti dipinte di rosso, un altare e statuette di demoni. Luca Ciliberti. Chissà chi e cosa volesse invocare nella sua ultima seduta spiritica. Sta di fatto che qualcosa è andato storto e il rito propiziatorio, piuttosto che richiamare qualche anima dall'aldilà, ha richiamato solo i vigili del fuoco e la polizia. E lo faceva spesso, però noi abbiamo chiamato perché abbiamo sentito puzza di fumo. Occhiali da sole, berretto, tutto incappucciato, testa bassa, un carrellino, usciva, entrava, uno zainetto. Poi lui non guardava in faccia a nessuno. La radio, foto, traffico, batteroiava, un casino faceva. È successo tutto a Catania, in uno stabile di via Pirandello, nella zona di via Giuffrida. Il 71enne, ex infermiere conosciuto dai vicini di casa che più volte lo avevano segnalato alle forze dell'ordine, aveva acceso dei fuochi all'interno di una stanza del suo appartamento al piano rialzato per praticare un rito satanico.
ma il fumo sprigionato dal rogo e fuoriuscito dalle finestre lo ha tradito. Quando sono riusciti ad entrare in casa, i soccorritori lo hanno trovato visibilmente disorientato e in difficoltà respiratorie. Spento l'incendio è cominciata la perquisizione dell'appartamento. C'erano 7 bombole di gas, il pavimento cosparso di liquido infiammabile, una balestra, un macete e un bastone con una lama conservati in uno sgabuzzino, e poi una stanza tutta tinteggiata di rosso con un tavolo adibito ad altare sul quale vi erano una piramide di legno, alcune statuette raffiguranti demoni e personaggi di fantasia, un libro di stregoneria e degli amuleti. Riti satanici li faceva. Ultimamente l'hanno rinchiuso perché ha aggredito anche ai carabinieri che sono venuti a fare l'intervento con un cacciavite, poi aveva cose strane in borsa. Il 71enne, già noto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti penali, è stato denunciato per incendio doloso e tentata strage. C'erano liti familiari per la proprietà di una villetta dietro l'omicidio del dipendente di una farmacia a Palermo. Per questo motivo resta in carcere il cognato Maglio Viola. Resta in carcere Giuseppe Cangemi, l'operaio di 62 anni della RAP, accusato di aver ucciso il cognato Salvatore Gaglio, di 39, con 4 colpi di pistola sparatigli davanti all'ingresso dei magazzini della farmacia del Sacro Cuore in pieno centro città a Palermo lunedì scorso. Il GIP Lorenzo Chiaramonte ieri sera ha convalidato il fermo dell'uomo, reo confesso del delitto, ed ha respinto l'istanza dell'avvocato difensore Salvino Pantusso, che chiedeva il ricovero perché Cangemi sarebbe schizofrenico e non in grado di intendere e di volere al momento del delitto. Il GIP ha invece dato credito alla ricostruzione dell'accusa, secondo la quale Cangemi ha agito per questioni di interesse. Tutto sarebbe legato all'uso di un'abitazione nella quale vive l'assassino insieme alla moglie. La casa di via Nicolò Cervello alla Calza sarebbe però in comproprietà fra le sorelle Presti. Una è la moglie di Cangemi, l'assassino, l'altra la compagna di Gaglio, la vittima. Quest'ultima aveva deciso di disfarsi della sua quota donandola alle nipoti, ma senza avvertire la sorella. Ne sarebbe scaturita una lite lo scorso 6 di settembre fra le sorelle, nella quale poi sarebbero intervenuti i mariti. Da qui, secondo l'accusa, la rabbia incontenibile che avrebbe indotto Cangemi a tendere un agguato a Gaglio e ucciderlo a colpi di pistola. Una ricostruzione respinta dalla difesa, tanto che l'avvocato Pantuso annuncia ricorso al Tribunale del Riesame, anche sulla base della documentazione sanitaria che ha diagnosticato già 3 anni fa la schizofrenia dell'assassino. Insegue con una bottiglia di acido l'ex fidanzata, minacciando di sfregiarla, ma la donna riesce a fuggire e chiama il 112. A Rosolini è finito in manette un uomo di 47 anni, inchiodato anche da testimoni e riprese di videosorveglianza. Hanno finalmente lasciato Portopalo le barche della Sumud, flottiglia diretta verso Gaza. La missione è accompagnata da una valanga di polemiche anche all'Università di Palermo. Maglio Viola. Hanno preso finalmente il mare le barche siciliane che fanno parte della Sumud Flottiglia, la spedizione umanitaria diretta a Gaza. Dopo difficoltà e continui rinvii, siamo partiti e non ci fermeremo più, dice la portavoce della missione, proprio nel giorno in cui sulla spedizione sono piovute critiche e accuse di messa in scena. Sono 42 le barche dirette a Gaza, altre 6 sono partite dalla Grecia, oltre quelle già in viaggio da Spagna e altri paesi. Un messaggio globale, quello della flottiglia: restiamo umani, come usava chiudere i suoi messaggi Vittorio Arrigoni, primo a rompere il blocco navale a Gaza nel 2008. A bordo anche diversi deputati PD, oltre agli attivisti. Intanto a Palermo e Bufera all'università, dove il Senato accademico ha dato il via libera ad un messaggio di supporto alla flottiglia, unendosi al coro che chiede al governo italiano di fornire tutela diplomatica alla missione, che si configura come umanitaria. Immediate le repliche partite anche dal ministro dell'università Anna Maria Bernini, per la quale se la missione è umanitaria la tutela c'è già, ma la polemica va oltre. Per l'ex vice sindaco di Palermo, oggi segretario della Camera dei Deputati Carolina Varchi di Fratelli d'Italia, l'unico scopo della missione è screditare il governo Meloni. Gli attivisti usano la stessa terminologia di Ellis Klein, mentre per l'attuale vice sindaco di Palermo Giampiero Cannella è pericoloso dividere il mondo in buoni e cattivi in base alle convinzioni politiche. Sulla guerra in corso a Gaza, il sindacato mondiale si mobilita per chiedere il riconoscimento della Palestina e fermare la corsa al riarmo, l'ha detto il leader della CGIL Landini a Catania. Se il governo non ferma Israele è suo complice. Sentiamolo. Netanyahu e il suo governo vanno fermati e per farlo bisogna smetterla di mandargli armi, per farlo bisogna interrompere qualsiasi rapporto economico e commerciale. Per farlo bisogna dare un segnale, riconoscere il diritto anche del popolo palestinese ad esistere
E queste sono le richieste che noi avanziamo. Io penso che di fronte a quello che sta succedendo devi decidere dove stai. E se non dici al governo Netanyahu, come stanno facendo gli italiani, che si deve fermare e che le armi non gliele mandi più, invece gliele continuano a mandare, che i rapporti commerciali, qualsiasi altro rapporto lo sospendi, tu in realtà diventi complice di quello che sta facendo, perché in realtà lui sta andando avanti. C'è una lettera scritta dal segretario del sindacato mondiale a tutti i parlamenti, a tutti i presidenti del Consiglio, compreso la nostra, perché non è la CGIL, è il sindacato mondiale che chiede a tutti i governi di riconoscere lo Stato di Palestina, di bloccare l'invio delle armi, di bloccare gli accordi commerciali e soprattutto il sindacato mondiale che dice no alla corsa al riarmo. Non è il momento di spendere per le armi, è il momento di spendere per i diritti e la qualità della vita delle persone. Dopo gli ultimi incidenti sulla circonvallazione, i cittadini chiedono misure per garantire la sicurezza. Roberta Lunghi. Poco fa abbiamo visto che sulle strisce pedonali non si sono fermate, stava attraversando una mamma con un bambino appena nato, però non si sono fermati. Questa volta è finita bene, ma poteva finire malissimo su quel tratto di circonvallazione con strisce zebrate anche un po' sbiadite. Noi attraversiamo facilmente, di certo tutelati dalla telecamera, ma presto la tutela per tutti i cittadini potrebbe nascere dall'ipotesi lanciata dal comandante della Polizia Municipale Etnea da Buongiorno Sicilia. Premiamo il pulsante, questo è un semaforo a chiamata per poter attraversare la strada sulla circonvallazione. Questa fra un po' potrebbe essere l'unica soluzione possibile. Abolire le strisce zebrate laddove non vi sia anche il semaforo a chiamata per l'attraversamento. Sulla circonvallazione troppo il sangue, troppa la velocità, troppi gli episodi di rischio e così la soluzione piace a tutti. Perché giustamente una volta che non c'è il semaforo le persone cercano di passare dalle strisce, con il semaforo è più sicuro. Se è una cosa che favorisce i pedoni, senz'altro, però che lo facciano. Io vedo là in fondo, ci sono le strisce, ma ci sono stati gli incidenti, perché semaforo non ce n'è. Lei quindi va sempre a cercare un luogo dove c'è il semaforo? Sì, sempre. Non attraverso mai dove non ci sono le strisce o non c'è il semaforo, perché la cosa importante è la sicurezza. Intanto sono a un punto fermo le indagini sulla morte di Silvia Gulisano, che ha perso la vita in viale Marco Polo prima dell'alba di mercoledì. Ad essere ascoltata solo la persona che ha chiamato il 112, vedendo il corpo della donna riverso a terra, dopo aver sentito solo un rumore. Si è insediato il nuovo rettore dell'Università di Catania, Enrico Foti. Primo obiettivo, fare restare i giovani in Sicilia. Eva Spampinato. L'emozione del primo giorno di scuola, siamo felici. Nessuna cerimonia formale, niente celebrazioni ufficiali, solo una colazione con scambio di sorrisi e strette di mano e poi subito si entra nel vivo del lavoro. Per il suo primo giorno da magnifico rettore dell'Università di Catania, Enrico Foti ha scelto un insediamento sobrio, un profilo pratico e informale, con la scelta di annunciare i primi nomi dei delegati dei vari settori dell'Ateneo catanese. La professoressa Lina Scalisi è stata nominata prorettrice, il professor Giuseppe Speciale è il nuovo delegato alla didattica. L'elenco va avanti con le nomine e le firme dei documenti. Soprattutto perché vogliamo ulteriormente sviluppare le attività del nostro Ateneo per il nostro territorio e soprattutto per i nostri studenti, che sono la vera forza della nostra tradizione. Foti, docente di idraulica, guiderà per i prossimi 6 anni la più antica università di Sicilia, fondata nel 1434, tra le più storiche d'Italia, che deve guardare al futuro dei giovani. Vogliamo cambiare la narrazione che vede i nostri studenti obbligati ad andare fuori per trovare lavoro. Non crediamo sia assolutamente necessario, abbiamo rapporti con l'industria, abbiamo rapporti con Confindustria. Il rettore chiede inoltre uno sforzo di rispetto e collaborazione a tutto il territorio perché la convivenza con le sedi universitarie possa essere serena. Recentemente a Benedettini abbiamo avuto diversi furti che hanno prodotto oltre 200.000 euro di danni e chiaramente questo impatta sulla efficacia della didattica nei prossimi giorni. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo subito dopo con altre notizie. Un
gommista è stato sorpreso a Catania mentre cercava di abbandonare per strada in via Calliope numerosi pneumatici stipati nella sua auto. A incastrarlo le telecamere della zona. L'uomo, multato per 5.000 euro, non potrà proseguire l'attività di gommista. Il suo mezzo è stato sequestrato. Agricoltori esasperati, pronti a marciare con i trattori se non arriveranno subito risposte alla crisi idrica nell'Agrigentino. Davide Sarto. Stasera gli agricoltori del comprensorio riberese si riuniscono in assemblea per decidere come reagire alla crisi idrica. La tensione è alta, pronti a scendere in piazza e a marciare con i trattori se non arriveranno risposte immediate. Non piove da aprile e gli agrumeti della Valle del Verdura sopravvivono a fatica. Le 2 irrigazioni estive hanno solo rimandato il peggio. Adesso il timore è perdere gran parte del raccolto, con conseguenze pesanti per l'intera economia locale. Il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, chiede almeno una fornitura ridotta di acqua, 200 metri cubi per ettaro. I sindaci della zona propongono di utilizzare gli invasi Fanaco e Leone, che contengono quasi 4 milioni di metri cubi. L'emergenza oggi è in agricoltura. Se non vogliamo condannare a morte l'economia di un intero territorio, dobbiamo fare qualsiasi sforzo perché nel più breve tempo possibile si possa ottenere una terza irrigazione di soccorso, ripeto, anche con volumi parziali. Lunedì pomeriggio a Palermo si riunirà la cabina di regia per l'emergenza idrica, con i sindaci in prima fila. Per gli agricoltori però è l'ultima chiamata. Senza soluzioni saranno pronti a scendere in strada. Siamo agli spettacoli. Al Teatro Antico di Taormina arriva il celebre musical West Side Story, Triolo. Le atmosfere di una New York anni 50, la storia d'amore stile Romeo e Giulietta che nel 61 incantò tutti nella versione cinematografica. Stasera e domani al Teatro Antico di Taormina arriva il musical Colossal West Side Story firmato da Massimo Piparo, un debutto siciliano nello scenario unico della Perla, dello Ionio, per l'adattamento italiano dell'opera più celebre di Broadway, con orchestra dal vivo, un cast internazionale e oltre 30 artisti sul palco. Lo spettacolo mantiene intatta la sua potenza dopo quasi 70 anni, affrontando temi universali come l'amore ostacolato, il conflitto generazionale, lo scontro tra culture diverse. Sul palco Luca Gaudiano e Natalia Scarpolini daranno voce ai 2 protagonisti divisi dall'odio tra jazz e sharks, accompagnati dalla celebre colonna sonora di Bernstein con brani immortali come Maria, Tonight, Somewhere e America. West Side Story, insomma, promette al pubblico siciliano 2 serate indimenticabili. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. E siamo al calcio, stasera al Barbera Palermo-Bari, Inzaghi vuole continuare a vincere. Penso che la cosa più bella sarà se tra qualche settimana chi entrerà in campo, se non ci fosse scritto il nome sulla maglia, non ci accorgeremmo neanche di chi gioca, perché sono tutti allo stesso livello come li vedo in allenamento. È il messaggio di Pippo Inzaghi in attesa del match di stasera al Barbera contro il Bari. Il tecnico carica squadra e ambiente. Siamo tutti allo stesso livello, siamo il Palermo. Un po' come cantano i tifosi rosanero, che oggi saranno in oltre 32.000, quasi record. Fabio Caserta per il Palermo e per Inzaghi rappresenta un tabù, ma il tecnico rosanero prova a guardare avanti. Penso che la cosa di Caserta, che abbia vinto 2 volte alla favorita, possa caricarci ulteriormente. Penso che sia un altro tabù da sfatare. L'abbiamo già fatto domenica a Bolzano, per cui questa squadra deve abituarsi a battere i tabù, a battere i record, se vuole diventare grande. Per cui un ulteriore stimolo a far meglio. Poi Caserta è un ottimo allenatore, è vero, l'anno scorso con me ha pareggiato 2 partite, ma non è Caserta e Inzaghi, è Palermo contro il Bari. Palermo che vuole continuare a volare la probabile formazione dei rosanero. In portaio Ronen, Peda, Bani e Ceccaroni in difesa, Pierozzi, Gomez, Ranocchia e Augello a centrocampo, Palumbo e Brunori alle spalle di Poyampalo. Fischio d'inizio alle 21. In vista della partita col Sorrento, l'allenatore toscano annuncia cambi nella formazione e servizio.
La vigilia della partita contro il Sorrento per il Catania è vissuta facendo la conta degli infortunati. L'ultimo proprio oggi, Michele D'Ausilio, a riposo per una severa contusione subita in allenamento in attesa di accertamenti strumentali. Non roba da poco, perché a mancare a Mimmo Toscano sono pezzi importanti sia in attacco che a centrocampo. Oltre D'Ausilio anche Aloi, Martic, Caturano e Rolfini sono nella lista degli indisponibili. Per Toscano nascono i problemi nella scelta dell'11 da schierare in una gara che deve segnare il momento di riscatto dopo le 4 sberle di Cosenza, un riscatto che deve essere dal punto di vista del risultato, ma anche e soprattutto in questo momento sotto l'aspetto psicologico. Dopo la partita, da parte di tutti noi, c'è stata tanta amarezza per come è andata la partita. Ho trovato un gruppo intelligente dove tutti ci siamo messi a fare delle analisi oggettive, non soggettive, che è diverso, come è giusto che sia. E abbiamo pensato subito alla partita di domani, che è un'altra partita dove devi mettere un altro mattone a quelli che hai messo. Per il match di domani a contare sarà soprattutto l'atteggiamento, a prescindere da chi andrà in campo. Sulla tre quarti Jimenez dovrebbe giocare al fianco di Ciccerelli dietro la punta forte. La novità in mezzo potrebbe essere Quairi, che rientra dopo aver scontato le 4 giornate di squalifica e dovrebbe affiancare Corbari. Ci saranno dei cambiamenti, può essere della partita, perché la cosa positiva della partita di Cosenza è stata che chi è entrato ha fatto bene, tutti. Per il resto non dovrebbero esserci grandi novità, Concelli è tornato ormai a disposizione in difesa, il Massimino sarà pieno, la prevendita ha raggiunto quasi 3.000 biglietti a cui aggiungere la quota abbonati, una spinta in più per la squadra. Intanto però in vista del derby di mercoledì sera a Trapani c'è da segnalare il divieto di trasferta per i tifosi rossazzurri. E vediamo cosa fanno invece Siracusa e Trapani. Siracusa sempre sconfitto, ma Turati non cambia. Il tecnico ripropone lo stesso modulo, il 4-2-3-1, anche a Crotone. Guadagni, Limonelli e Valente sulla tre quarti con Capanni in attacco. Assente Molina, convocati Frisen e Parigini, che dopo i rispettivi infortuni potrebbero ritagliarsi minuti a gare in corso. Siracusa condizionato dal mercato, da errori e distrazioni e da un calendario complicato. Dopo Crotone, doppio turno al De Simone contro Potenza e Cosenza. 3 passaggi fondamentali, soprattutto gli ultimi 2, per muovere la classifica e dare segnali di presenza nella corsa alla salvezza. Crotone per 12 mesi in amministrazione giudiziaria per il rischio di attività illecite, un provvedimento che mira a tutelare il club e la squadra, che ha preparato in assoluta serenità la gara con gli azzurri dopo 2 pareggi consecutivi con Cosenza e Potenza. Clima, attesa e prospettive diverse in casa Trapani in vista della sfida di domenica pomeriggio ad Altamura. Tornano disponibili Giron e Salines, ma Aronica sceglie la linea della continuità dopo le 3 vittorie contro Latina, Sorrento e Casertana. Confermato Stramaccioni in difesa, in attacco un super Grandolfo, autore di 3 gol in altrettante giornate. Obiettivo sorpasso del Trapani, preceduto in classifica di 2 lunghezze dall'Altamura dopo l'azzeramento del -8. Dopo il TG, nuova puntata di preview condotto da Marco Carli, tutte le anticipazioni su Catania-Sorrento con contributi video, curiosità, analisi tattiche e probabili formazioni. Ritorneremo anche sui temi della conferenza di Toscano della mattinata e su molto altro dopo il TG. Grazie per averci seguito, a tutti un buon pomeriggio.